Benvenuti in un nuovo video Duo Siciliano, un nuovo video patriottico delle due Sicilie. L'argomento del giorno è come regolarsi nei confronti delle persone che, pur conoscendo la vera storia, continuano in ogni modo a boicottare ed ostacolare il percorso indipendentista, e come comportarsi un giorno contro coloro che, conoscendo o non conoscendo la vera storia, trovandosi in una posizione di influenza all'interno di questo Stato colonizzatore italiano, hanno danneggiato la nostra terra, hanno portato gravi danni contro la nostra gente, ovvero l'attuale classe politica meridionale, che tutto fa tranne gli interessi delle persone che li eleggono in queste elezioni manovrate, falsate. Allora, premettiamo che lo Stato delle due Sicilie non è uno Stato giustizialista e vuole dare a tutti quanti, fino al giorno che non sarà emessa la sentenza da parte della Corte di Giustizia Mondiale che ci ridarà l'indipendenza, la possibilità a tutti di redimersi. Ora, se nel cristianesimo e anche nelle altre religioni monoteiste esiste il concetto che Dio perdona il peccatore e questo, se si redime, si pente e cambia vita, può andare in paradiso, mentre chi invece continua nell'errore fino alla morte va all'inferno e ha una punizione eterna, noi che non siamo meglio di Dio e siamo comuni mortali dovremmo comportarci con la stessa filosofia, per cui diciamo che queste persone che in questo momento stanno sbagliando, se si riconoscono nello Stato delle due Sicilie, entrano a far parte delle loro istituzioni, collaborano per l'indipendenza e lo fanno prima che avvenga l'indipendenza, che si realizzi, per loro tutto quello che hanno fatto di sbagliato prima sarà cancellato, non è mai esistito. In questo momento però coloro che stanno sbagliando devono essere identificati. Non ci sarà un processo per loro, non è che oggi noi li condanniamo, diciamo che li metteremo in una lista di diffidati, diciamo che li diffidiamo e poi diremo in che cosa consisterà la punizione in caso di indipendenza. Verranno diffidati come esiste la diffida in ambito giuridico, come esiste anche nel campo calcistico, quando un giocatore viene ammonito entra in una lista di diffidati, poi se nel corso del campionato rimedia un'altra ammonizione viene squalificato per un turno. In questo caso si è diffidati fino al giorno dell'indipendenza, qualora al giorno dell'indipendenza questa persona non ha mai cambiato il suo comportamento sbagliato e ha continuato sempre a ostacolare lo Stato delle due Sicilie, in quel caso scatterà a indipendenza ottenuta un processo contro questa persona o queste persone, e queste persone verranno praticamente interdette da ogni carica pubblica, non potranno ricoprire a vita nessun incarico. A questo punto voglio ritornare a spiegare come funzionerà lo Stato delle due Sicilie. Lo Stato delle Sicilie avrà un Parlamento dove tutti i cittadini sono parlamentari, esisterà la democrazia diretta. Troveremo un sistema tramite la rete internet in cui tutti potranno partecipare alle votazioni, tutti sono parlamentari, tutti potranno partecipare alle votazioni e potranno decidere i provvedimenti legislativi dello Stato. Logicamente troveremo anche il sistema in modo che il sistema internet sia sicuro. Il sottoscritto ha già un'idea come si dovrebbe fare,
perché c'è un sistema per poterlo fare in modo che gli stati stranieri non possano influenzare la situazione, ma non lo dico in questo video, sarà una cosa che si farà a indipendenza ottenuta, o al limite lo dirò a qualcuno, ma solo faccia a faccia. Queste persone potranno, chiunque cittadino normale che non ha avuto problemi, che non ha ostacolato l'indipendenza, che insomma non ha fatto nulla contro lo Stato nel momento che stava lottando per l'indipendenza, parteciperà, sarà parlamentare, potrà votare, potrà ricoprire cariche nel governo e nelle altre istituzioni. Quelli che invece hanno ostacolato l'indipendenza, quelli che sapevano la vera storia e hanno collaborato con lo Stato italiano, quelli che ci hanno ostacolato, quelli che hanno fatto di tutti in qualsiasi modo ogni cosa per rallentare il percorso, i politici che oggi, meridionali, che oggi stanno con lo Stato italiano e ci hanno danneggiato, vuoi perché hanno fatto costruire fabbriche inquinanti, vuoi perché hanno aperto discariche, vuoi perché hanno preso provvedimenti che hanno danneggiato la nostra terra, la nostra gente, eccetera. Quelli là, anche quelli saranno interdetti. Io questo ammonimento lo faccio più per le persone che potrebbero essere fedeli allo Stato, per cui avranno la certezza, quelli che credono nell'indipendenza, che praticamente queste persone non creeranno danni una volta indipendenti, che per questi personaggi, che questi personaggi, siccome non credono nell'indipendenza, come chi non crede in Dio non si mette paura di andare all'inferno, che quando dice chi non crede in Dio dice vabbè, quando sono morto non c'è niente, per cui se deve uccidere uccide, se deve rubare, qualsiasi altra schifezza la fa tranquillamente, e ammonirlo non gli cambia niente. Per cui queste persone, anche se gli arriverà il messaggio, si faranno una risata, diranno che casomai il sottoscritto e gli altri membri del governo provvisorio sono dei pazzi, sono degli illusi, e continueranno a fare i loro fatti. Ma sappiate che noi crediamo nell'indipendenza, e quando otterremo l'indipendenza per voi saranno veramente cavoli amari. Questo era il motivo del video, per cui ora è spiegata tutta la situazione. Al prossimo video patriottico delle due Sicilie, arrivederci a tutti. Volevo ricordarvi di iscrivervi al canale in modo da avere le notifiche per i video che in futuro verranno pubblicati, per cui attivate anche la campanella delle notifiche. Se siete simpatizzanti mettete mi piace, ma se volete fare qualcosa di più di mettere un mi piace, contattateci ai link e ai contatti che saranno messi sotto il video, in modo da darci una mano in questa nobile causa per l'indipendenza della nostra terra.